Con il tecnico della Lombardia Pedulla contro il Veneto un 2-0 netto, la Lombardia ha dimostrato di essere la compagine più forte. Sì, anche oggi abbiamo fatto una partita abbastanza ordinata nelle cose principali, avevo chiesto ai ragazzi soprattutto di lavorare bene in difesa e mi sembra che sulle palle determinanti siamo riusciti a farlo. Ovviamente questo ci ha avvantaggiato il fatto di servire molto bene e tutto il resto diventa di conseguenza. Era il Veneto la squadra che temevate maggiormente? No, noi abbiamo rispetto di tutti, temiamo soltanto i nostri cali di concentrazione, però rispettiamo tantissimo gli avversari, so che Minotto è un ottimo allenatore, non bravo, ottimo, e quindi sapevo che poteva anche, che aveva messo sicuramente le ragazze molto bene in campo, però penso che anche oggi stiamo dimostrando che abbiamo delle risorse in ogni situazione, un buon equilibrio di squadra, quindi se non perdiamo concentrazione siamo una squadra che sa giocare contro tutti. Poi questo non vuol dire che sa vincere sempre, però ci proviamo. 24 ore di attesa prima di giocare la finale, come vi preparerete, come farete ad affrontare queste 24 ore? Ma con tranquillità come l'abbiamo affrontata ieri, perché anche ieri abbiamo avuto quasi 20 ore, siamo state molto tranquille, ci siamo preparati tatticamente. Le ragazze adesso devono solo fare tutto quello che abbiamo fatto prima di arrivare qui e tutto quello che hanno fatto con l'Ori Club, e tra l'altro mi sento anche di doverli ringraziare perché i club sono sempre stati molto disponibili e hanno preparato queste ragazze molto bene. Complimenti, in bocca al lupo per domani. Grazie mille per tutto.